Questa casa racconta come si viveva un tempo in Varresia. Sì, qui al Museo della Gente della Varresia abbiamo questa ricostruzione, sì, di una cucina tradizionale, diciamo, del periodo relativo agli anni 1920-30, diciamo, primi Novecento del secolo scorso, e una camera da letto. Nella cucina abbiamo voluto diciamo, mettere quel mobilio e quegli oggetti che in genere si usavano allora. Naturalmente si tratta di mobilio povero, anche perché era molto essenziale. Il centro della cucina era sicuramente la stufa. Qui abbiamo la stufa fatta in mattoni. Prima di queste stufe in genere c'era solo il fuoco per terra. Ciò comportava insomma di vivere in un ambiente dove c'era il fumo. Fino agli anni 30 del secolo scorso, ecco, c'erano ancora alcune case in valle che avevano solo il fuoco per terra. Poi con l'arrivo di queste stufe e dei camini c'è stato diciamo, un salto di qualità notevole come tenore di vita, diciamo, all'interno delle cucine. La cucina, cioè la stufa, era il centro, no, della casa, c'era sempre il fuoco perché c'era bisogno di avere il fuoco per preparare i pasti, quindi il fuoco era sempre presente. Poi all'interno della cucina abbiamo anche altri elementi d'arredo, sicuramente vicino alla stufa ognuno aveva il club, che sarebbe la panca. In genere poi tra la stufa e la panca veniva inserito un'altra, tipo una piccola tavola, chiamiamola così, e quel posticino veniva usato, non so, per i bambini piccoli magari, o per gli anziani, o per qualche ammalato, così stava vicino al fuoco, che era il luogo più caldo della casa. Poi c'era la mensola, e sulla mensola naturalmente erano apposti i piatti e altro vasellame, poi con dei ganci, sui ganci che facevano parte, ecco, di questa mensola, venivano appesi i secchi, e con quelli si andava al torrente a prendere l'acqua. E poi naturalmente una serie di paioli, quelli medi, diciamo, per preparare la polenta, quelli piccolini per preparare il caffè e latte o riscaldare il latte, o quelle più grandi che erano per preparare il formaggio o per preparare il pasto agli animali. Poi sicuramente un piccolo tavolo, qualche sedia, una piccola vetrinetta completava l'arredo delle cucine. Sopra la camera da letto, da cosa era composta? Sì, abbiamo anche la ricostruzione di una camera da letto, anche qui troviamo alcuni mobili, gli essenziali, ciò che serviva, quindi il letto, la cassapanca, poi in genere c'era la culla e una piccola mensola con degli appendini dove si appendevano in genere gli abiti, che non erano molti perché generalmente se ce n'erano erano due, quello che si usava ogni giorno e quello per la festa. Ecco, il letto, questi mobili in genere venivano preparati in paese, quasi tutti i paesi avevano il Tischler, ovvero il falegname. Le essenze che si usavano erano per lo più, diciamo, il ciliegio o il noce. E poi per i materassi venivano utilizzati i purje o gli scus, credo in friulano, credo siano scus, ovvero le foglie delle pannocchie. Il contenuto di questi materassi ogni anno veniva lavato. Mi ricordo anche da piccola, nelle giornate di pioggia venivano stesi dei teli, su questi teli venivano messe le foglie, restavano lì per 1 o 2 giorni a prendere appunto tutta la pioggia, poi venivano asciugati e rimessi in questi sacchi. Le lenzuola, ecco, anche come museo siamo riusciti a conservare le lenzuola realizzate con il lino e con la canapa, e poi una serie di lenzuola che abbiamo un po' più recenti con le decorazioni, con i ricami che in genere le ragazze si preparavano come dote, che rendevano più bello il letto. Ecco, con le piccole cose si cercava di rendere più bello e più accogliente la casa, quindi la camera e la cucina.